Io ho una convinzione che per risolvere qualsiasi problema bisogna cambiare la cultura delle persone. La cultura della sicurezza è fondamentale, sia per preservare i beni delle persone, ma anche la sicurezza delle stesse persone. Quindi un'attività fondamentale è quella di rendere compartecipi gli attori primari, cioè gli imprenditori e anche noi controllori, a questi obiettivi. Diciamo che il fenomeno delle piogge estive e dei temporali di giugno e di luglio è un fenomeno comune, è un fenomeno diffuso. Bisogna essere preparati, è aumentata la frequenza rispetto al passato, ma il fenomeno è conosciuto. Noi come Vigili del Fuoco ci dobbiamo preparare ad affrontare queste problematiche. Sarà importante proseguire la sinergia con gli altri corpi presenti nel territorio, quindi la protezione civile, i carabinieri, le forze dell'ordine, il lavoro fatto dai suoi predecessori e quindi continuare in questa linea. La collaborazione c'è sempre stata e è sempre stata radicata sul territorio. Non per niente Treviso è uno degli esempi a livello regionale di questa collaborazione che lei ha citato. Il controllo pubblico è fondamentale, ma anche la collaborazione, come diceva prima, con i privati, quindi anche un lavoro di formazione, immagino io, nelle scuole, con i privati, con le associazioni di categoria. Qualsiasi fenomeno deve essere governato prima di tutto con la cultura, e la cultura della sicurezza passa prima di tutto dalle scuole. Non bisogna accettare passivamente i rischi e per affrontare questi rischi bisogna essere informati e formati.